La luce le ha posto. Eccoci qua con Don Michele Maiolo, l'attuale parroco di Codognè. Don Michele, ci dica con le sue parole cosa vuol dire, cosa significa essere parroco di Codognè nel 2014. Buongiorno Pio e buongiorno a tutti quelli che guarderanno questo video. Essere parroco di Codognè oggi significa innanzitutto raccogliere un'eredità preziosa di tutti quei parroci che mi hanno preceduto e che hanno lasciato un segno positivo all'interno di questa comunità. Tant'è che si è cercati come parroco, si è cercati proprio perché è ancora riconosciuta come figura importante e questo fa bene in un contesto sociale nel quale non sempre siamo valorizzati e a volte ci sono anche situazioni pesanti che gravano su di noi. Quindi posso dire che è bello poter fare il parroco qui a Codognè, in una realtà che raccoglie in sé sia una tradizione religiosa che si esprime, come già dicevo, nell'accoglienza di noi sacerdoti, nella possibilità che abbiamo di vivere anche tutti quei momenti liturgici, ma anche di poter vivere tutte quelle occasioni di preghiera legate alla tradizione popolare, penso alle erogazioni, il trovarsi nei capitelli, la benedizione delle famiglie, che ormai sono scomparse nelle città grandi, ma che qui sono ancora presenti. Questa tradizione è una tradizione che io raccolgo, che mi fa anche tornare indietro nel passato, quindi qualche volta mi soffermo a pensare a come doveva essere tanti anni fa. Dall'altra parte mi permette anche di guardare al futuro cercando di portare delle novità, senza abbandonare ciò che abbiamo ricevuto, cercando di intercettare quelli che possono essere i bisogni di oggi. Posso dire che sono gli stessi bisogni di una volta, quindi il bisogno di sentire un Dio vicino, di un Dio su cui puoi contare, specialmente in certi momenti della vita, e di questo c'è ancora tanto bisogno. Quindi essere parroco oggi a Codognè significa proprio avere la possibilità di star dentro a questo ponte tra il passato e il futuro, vivendolo nel presente. Essere parroco a Codognè significa poi allargare l'orizzonte. Siamo un'esperienza unica ancora in diocesi, perché siamo sì una parrocchia unica a Codognè, ma siamo dentro a un'unità pastorale, perché il comune di Codognè raccoglie anche altre 3 realtà. Siamo l'unica realtà oggi presente in diocesi che raccoglie in sé 4 comunità. E per me oggi questo significa curare il particolare, come può essere qui a Codognè, però con uno sguardo di attenzione anche alle altre comunità. E questo vedo sta facendo bene anche alla comunità di Codognè, una comunità che ha tanti valori, una comunità che, come è un po' scritto dentro nel nome, Codognè, lasciando perdere il fatto che no, è legato alla Mela Cotogna, ma intanto mi soffermo a pensare perché Dognè, sembrerebbe che ce n'è una in più. Penso a volte è la fatica, no? C'è una fatica in quelli di Codognè a lavorare insieme, no? Tra persone, tra realtà, a volte questa fatica la si respira. Sono convinto che questa possibilità di vivere l'esperienza dell'unità pastorale sta allargando gli orizzonti, le prospettive, sta insegnando concretamente che è una ricchezza lavorare insieme con gli altri e quindi che non si perde nulla di ciò che è proprio, ma ci si arricchisce delle esperienze degli altri. Quindi per me oggi essere parroco di Codognè significa proprio vivere questa esperienza così bella e arricchente. Grazie Don Michele e alla prossima. Grazie. Ecco, dopo qua tagliamo, perfetto. Bene, meglio così. Posso andare bene. Vabbè. Dopo che mandi il link, perché dopo questa la carica su YouTube, però non la mette pubblica finché quando non le
pubblicare il libro ovviamente, se no si brucia Sì. e la mette unlist, cioè non listata, Visibile. visibile però non pubblica. Ok, Col link si riesce a vederla, allora che manda via email e si guarda. ok, così deve essere. Se vuol vederla qua adesso, gli fai vedere anche adesso, come così ci vede come che perché sempre. Quello è il mappa.